sei nel remake dell'ultima finale di Coppa Italia, ma in 8 mesi tante cose sono cambiate. Napoli è sul fondo della classifica, ancora a secco di vittorie. Milano prova a dimenticare lo scivolone casalingo con l'Efes. Mirotic per il taglio, bel gol di Dimitrijevic, questa volta nessuno lo tiene, 2 facili per il numero 1 di Milano. Brooks è con Woldetensai appena entrato in campo, lo attacca dal palleggio, appoggia il tabellone, sbaglia, ma c'è la correzione con il tapis schiacciato di Willy Caruso. Tripla di Trezniak, soltanto retina. Flacadori prova a girare l'angolo, poi serve l'idea che nel frattempo sia aperto oltre l'arco, la mette per terra e nonostante la difesa di Totè segna un grandissimo canestro. Woldetensai, Manning poi la mette per terra, alza per Totè che inchioda chiudendo l'alley-oop. Perde palla, Totè, Caruso va al ferro e segna in transizione, canestro che vale il più 11. De Nicolao per Manning, deve portare la palla fuori, tiro di Trezniak, altra tripla bersaglio per Napoli. Deve ricominciare da capo contro la difesa schierata, la squadra campana. Copland ci riprova da 3 punti e mette anche questa, Zach Copland. Finta di Brooks, scarico nell'angolo, Flacadori attacca sul fondo, taglio di Caruso che vola a 2 mani sopra il ferro. Noi dobbiamo essere bravi a restare lì con la testa perché possiamo gestirla e portarla a casa, quindi dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto la prima parte della gara. Attacca Brooks, crea un po' di separazione, poi va da Totè che si prende la tripla e la manda a bersaglio. Leonardo Totè. Mirotic buca la difesa di Napoli, c'è anche il fallo di Trezniak. E ancora Milano la butta via, ancora De Nicolao che in difesa è veramente ovunque, ma ancora Napoli pasticcia, non capitalizza con Traire e dall'altra parte Wally Brooks punisce l'errore di Napoli andando a schiacciare e mettendoci il punto esclamativo. Riparte Flacadori, esita, poi va da Caruso, nell'angolo c'è Brooks che tira sopra Saccoccia, Armoni Brooks, soltanto retina. Trezniak però non molla, come tutta Napoli non sta mollando di un centimetro. De Nicolao pasticcia, poi raccoglie la palla, ha davanti Caruso, se ne accorge, lo attacca buttandosi dentro, deve forzare il tiro sulla sirena. De Nicolao! Bortolani dopo il recupero di Flacadori che si spazia per ricevere l'assist e va a segno con la tripla. Brooks è lui che la prende accoppiato a Manning. Brooks attacca sulla linea di fondo. Armoni Brooks buca la difesa di Napoli. Ancora Manning in penetrazione, galleggia in aria, sbaglia il tiro, ma c'è una nuova chance in attacco per Napoli grazie al rimbalzo offensivo di De Nicolao che Zach Copland trasforma in 3 punti. E tanto Brooks si prende una grande linea di fondo, appoggia il tabellone e segna. Ruota Brooks su Saccoccia, Copland in penetrazione, alza per Totè e ancora una volta Napoli riesce ad arrivare sopra il ferro. Flacadori che rallenta con 4 secondi, finisce così, Milano batte Napoli 89-82 per le Asset Emporio Armani, questa è la 4ª vittoria consecutiva in campionato. Oggi era una partita molto delicata, sicuramente avevamo bisogno di una vittoria, sicuramente molto per il morale perché dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo e sicuramente vincere ci può aiutare.